una nuova lettura dei altri due articoli ciapà dal blog Venetica, gli articoli che avevo letto un'altra volta e già riferì ai Veneti in la storia della scienza. Questo che andrò a leggere il stesso, ma è il terzo e il quarto. Il terzo è il Trattato de Medicina. Digitalizzazione del testo del febbraio 2021 del Lunaro Veneto 2021 e produzione autorizzata dall'Accademia della Creanza. Trattato de Medicina. Ioanni Michel Savonarola è stato un medico, scienziato e umanista veneto, tra i più importanti del Quattrocento. È stato il nonno del celebre Savonarola. Tra le sue opere è da citare l'importante trattato Practica Maior, Practica de Egritudinibus a capite usque ad pedes, scritto a Padova a partire dal 1440, che conteneva tutto quel che all'epoca si poteva sapere di medicina dal cao ai piedi. È stato autore anche di uno tra i primi studi scientifici di pediatria e puericultura. Dopo essersi trasferito da Padova a Ferrara, e scritto il Libellus de Magnificis Ornamentis Ege Civitatis Padue, un eloso alla sua città natale con rispetto per il governo della Serenissima. Padova è a mare di Venezia e Venezia è un sostegno indispensabile per Padova. Il quarto articolo che vado a leggere è i Veneti in la storia della scienza, lingua e computazione. Lingua e computazione. La linguistica computazionale è una disciplina scientifica per implementare la lingua naturale in il linguaggio informatico. Uno tra i pionieri più importanti di questo campo è stato il reverendo Roberto Busa, gesuita linguista informatico veneto, nascesto a Vicenza nel 1913. Nel 1946 Galileo Maurà l'intenzione di fare una verifica automatizzata del lessico di Tommaso d'Aquino e nel 1949 ha conosciuto il presidente americano dell'IBM che gli ha messo a disposizione i primi calcolatori a schede sbusate. Nel 1980, dopo 30 anni di lavoro, il reverendo ha completato l'edizione a stampa dell'Index Thomisticus, una opera unica fondamentale di 56 volumi, con 70.000 pagine e 11 milioni di parole. La prima stampa della storia fatta su con la fotocomposizione digitale. Se vi è piaciuto gli articoli, continui a seguire questi video che faccio, e se vuoi iscrivervi al canale, magari mettere mi piace. Se vedremo ai prossimi articoli.